Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Alcuni episodi, diciamo che dopo la tragedia di Andrea, non so se poi voi avete seguito che quel ragazzo è, diciamo che la mia vita è un po' cambiata, quindi la particolarità di Andrea è che poi mi ha fatto cambiare ulteriormente atteggiamento, perché io sono sempre un po' stato attento al sociale, no? Però l'episodio di Andrea ancora di più, perché Andrea era un tipo molto sensibile, che non riusciva a capire le cattiverie, cioè pure in un commento stupido che magari usciva sotto un video mio, no? Lui era molto legato a me, come io ero legato a lui, però mi vedeva proprio come il suo secondo padre. Però lui ci scrive, ma sta pizza è storta, no? Ma per farti un esempio, lui vedeva in quel commento la cattiveria della gente, dice ma com'è possibile che c'è stata tutta questa cattiveria di questa gente? E quindi lui era particolarmente sensibile a queste cose. E quindi io di conseguenza ho ulteriormente accentuato quello che è il mio comportamento verso le fasce più deboli, quelle che hanno bisogno di un po' di cura in più, perché poi non sono riuscito in quello che volevo riuscire con Andrea e quindi cerco di aiutare quanto più possibile le persone. Questo è un po' per dirti, oltre alle attività e il tempo che devo dedicare a queste attività, riesco a trovare anche tempo per dedicare agli altri, che per me in questo momento è diventato proprio quasi l'obiettivo, non tanto aprire locali, ma aiutare gli altri, ma anche offrendo un posto di lavoro magari a chi ne ha bisogno, anche se io non ne avevo bisogno. Quindi per me avere anche persone all'interno dei propri locali di più di quelle che ne abbiamo, noi comunque quando vediamo proprio dei casi molto c'è molta umanità comunque. Sì, e io credo che oggigiorno questo... Ti posso chiedere, giusto per chi non lo sapesse, insomma, da cosa stavi accennando prima, quindi alla vicenda di Andrea, giusto in due parole per far capire chi Andrea era un ragazzo che è cresciuto con me in questo mondo lavorativo molto appassionato di due passioni aveva lui, la pizza e la pesca, no? E quindi è cresciuto con me nell'ambiente delle pizzerie, diciamo, lo conosco da più di 10 anni, l'ho conosciuto attraverso un corso di formazione, perché io insegno in un'accademia di pizzaioli e quindi ho conosciuto Andrea che aveva circa 17-18 anni. Ha fatto questo corso, ha iniziato a frequentare le pizzerie, poi si è legato particolarmente a me e stava sempre insieme a me, lavorava in una delle mie pizzerie, poi quando attraversava dei momenti particolari lo facevamo staccare, lo facevamo stare un po' più libero, perché questa malattia, fra virgolette, purtroppo è una delle poche malattie che non ha cura se non scatta proprio dentro di te questa cosa, no? Quindi lui ogni tanto aveva una sorta di doppia personalità, anche depressiva, no? Si abbatteva e si esaltava a momenti. E quindi lui nell'ultimo periodo stava veramente molto giù. E diciamo quella sera noi lo volevamo portare con noi ad Aversa, perché c'ho un locale ad Aversa, e lui mi disse no, non mi sento bene, me ne vado a casa. Mentre stavamo andando, dice vabbè, allora ce ne andiamo io e Alessandro guida, mi sembra quel giorno guidava lui, e io stavo a fianco. Mentre ce ne siamo andati sulla tangenziale, ci richiamò. Ma già ve ne siete andati, disse Alessandro. Sì, Andrea, già ce ne siamo andati. Vabbè. Quasi come se lui volesse invece ritornare a venire con noi. E invece poi non è andato più a casa quella sera, ma purtroppo alle 3 di notte, 2 e mezza di notte l'hanno trovato in una stanza così. Vabbè. Ho capito. Questa è un po' la situazione. Lei è visto... Tu? Sì. Tu. Ok. Sei visto anche molto al di fuori del lavoro che fai, la tua figura è vista anche molto come quasi un supereroe, no? Cioè tu aiuti molto nel sociale e forse la tua è una delle pochissime figure che oltre ad essere pizzaiolo vieni visto anche come, sai, altro, non solo quello. Sì, ti dico che sta iniziando a diventare dura, perché è un altro lavoro. Certo, a tempo pieno direi. Tu sei uno poi. Sì, io poi tra l'altro ho anche una famiglia, quindi chi ne risente alla fine di questo tempo che dedico alle altre persone è la mia famiglia,
che spesso e volentieri ovviamente me lo recrimina, però poi dopo quando vede il video che sono andato a fare, la risata che abbiamo strappato, anche la lacrima di commozione, poi dopo ovviamente simbolicamente mi danno una pacca sulla spalla e che bella cosa che hai fatto, no? E quindi io ti ripeto, fino a quando avrò la forza di farlo, lo farò sempre. Però ecco, vedi, a proposito di forza, per chi poi dice no, ma quella della solidarietà si fa in silenzio, ma non è vero, perché io che sono uno, se ho la possibilità, avendo una grande visibilità, di lanciare dei messaggi, io lo devo fare, perché da solo non ce la posso mai fare. No, ma non solo, poi diventa pure una cosa tua, cioè nel senso un dovere etico e morale, no? Se hai questa grande visibilità, che porti a qualcosa di buono. Esatto, io cerco di sfruttare la mia posizione di influencer, fra virgolette, perché è un termine che non mi piace tanto, su termini sociali, no? Quindi facendo appelli, lanciando messaggi, facendo raccolte che funzionano comunque. Caspita, una risonanza incredibile. E di questo ne sono orgoglioso, perché altrimenti sarebbe inutile, no? E proprio nel lanciare questi messaggi, quindi dimostrando che comunque ci adoperiamo nel campo sociale, riusciamo poi ad avere nuovi appoggi e a dare nuovi supporti alle associazioni con le quali collaboriamo. Quindi sono uno di quelli che sì, alcune cose vanno fatte in silenzio, ma molte devono essere viste non come io ho fatto, ma guardate, aiutatemi perché da solo non ci riuscirò. Per esempio oggi inizia la stagione, siamo in coda alla stagione quella più fredda, i senza fissa dimora, e questa è quella la stagione in cui muoiono più persone, no? Perché c'è il freddo, c'è il cattivo tempo, e quindi dobbiamo lanciare dei messaggi nel dire, attraverso un'associazione, di procurare coperte, vestiti, abbigliamento un po' più caldi. Quindi io da solo, anche oltre al cibo, perché noi ogni lunedì offriamo un tot di pizze fritte per i senza fissa dimora, ma ovviamente chi non è che mangiano solo lunedì, hanno mangiato pure un martedì, quindi io addirittura una volta, un po' di anni fa, sono sceso la vigilia di Natale, cioè la pizzeria chiusa, io ho aperto la pizzeria, mi sono fatte pizze fritte insieme a Marcello, perché Marcello, che poi è un personaggio che ho conosciuto un po' di anni fa, che si fa più di me, molto più di me, siamo andati a distribuire le pizze fritte alla vigilia di Natale. Quindi, per dirvene una, però non è che Enrico Porzio può fare, perché poi senza fissa dimora, parliamo in questo caso, ma sono migliaia, non è che ce ne stanno pochi, e quindi io da solo non ce la faccio. E con questi video, con questi messaggi abbiamo creato un bel gruppo di persone che ci aiutano, e quindi riusciamo a soddisfare veramente la richiesta di molte persone. E secondo me poi quando vedi che c'è tanta affluenza, quando lanci questi appelli, poi è un po' come se ti ripagasse di tutta la fatica, di tutti i sacrifici che fai anche nei confronti del prossimo, no? Ma questo sì, io dico a volte, spesso, dico che secondo me nella vita, sì è vero, i soldi, la fame, il successo, amore di ne, però non si vive solo di questo, si vive più di soddisfazione. Infatti tu dici, ma com'è, tu Enrico, ieri siamo fatti un'ora di macchina a spese tue. Sì, l'ho fatto a spese mie, perché per me poi aver donato un sorriso a un ragazzo magari particolare, autistico, con disabilità, per me vale più di quello che io ho speso, molto di più di quello che ho speso per arrivarci, perché vedere, cioè, un genitore che ti manda un messaggio e dice purtroppo il ragazzo non ha amici, perché spesso e volentieri questi ragazzi autistici vengono un po' isolati, no? E quindi pure se un'ora, ma si è sentito partecipe, ha fatto la pizza, la fritta, ripete le frasi che dico io, quindi io almeno in quella giornata poi vivo meglio e dormo meglio. Poi il giorno dopo se ne vede. Enrico, la tua figura sembra quasi più politica che imprenditoriale. Allora, non mi piace questo termine. No, ti dico la verità, io ho avuto... La politica non dovrebbe essere una cosa brutta. No, nel senso che ovviamente... Allora, sai che la politica, il calcio e la religione, lo sport, sono le cose che dividono. Certo, no? sì. L'unica cosa che unisce è il cibo. L'unica cosa che unisce è il cibo. Quindi... diciamo che sono un pizzaiolo prestato al mondo dell'imprenditoria, ecco, diciamo un pizzatore, metà pizzaiolo e metà imprenditore. Questo è quello che mi piace autodefinirmi. Che figata, che figata, vero? Una bellissima definizione. E sembra quasi che tu questa fama non la voglia.
Cioè, sì, da come ne parli, sembra quasi che, ecco, mo ci vuole, vorresti fare quasi tutto in silenzio. Allora, una sorta di Robin Hood, praticamente. no, sì, però vedi, ritorniamo sempre allo stesso discorso. Purtroppo inizio anche ad essere un po' stanco, ti dico la verità, perché poi vivere la giornata 18 ore, 19 ore anche, sempre per strada, non è poi così facile. L'età che un po' avanza, quindi la stanchezza poi, oltre che non tanto fisica, ma proprio quella proprio mentale, perché gli impegni, le telefonate, gli eventi, i locali, il personale, veramente io non so come, dico sempre, secondo me io, se non muoio di infarto mo in questo momento, in questi, cioè sarà l'unico motivo per cui non morirò, perché io non so come, tutti mi dicono ma come fai, mentre stai a casa là, poi stai a Roma, poi stai a Aversa, poi stai a Pozzuoli, cioè alcuni pensano a volte che io faccio dei video, delle storie pre-registrate e le mettiamo, no, non è così. Quindi mo dobbiamo fare un video per dirti di una sfida, perché poi ci lanciano queste sfide, di fare almeno una pizza in ogni mio locale in un solo giorno. Alessà, che sta la ma fa? Perché per dimostrare che comunque, sai, i miei locali sono tutti curati, perché io posso vantarmi di un'unica cosa, e questo lo farò sempre, che io sono l'unico pizzaiolo napoletano ad avere 10, fra poco 11 e poi 12 pizzerie, non parliamo del franchising di porzioni di pizza, ma le pizzerie della pizza, 12 pizzerie, tutte a gestione diretta. Cioè non fitto il marchio, non do il nome. Ci sei sempre ci sei tu dietro. Dietro c'è Mamma Enrico mia. Porzio, ma anche economicamente. C'è Enrico Porzio, perché molti io ti faccio io il locale, tu ti prendi una percentuale, ti prendi una quota, fittami il marchio. Io sono l'unico, e questo mi prendo la responsabilità di dirlo perché è vero e lo sappiamo in molti, sono l'unico pizzaiolo che ha 12 pizzerie nel 2023, Sì. siamo nel 2023, Sì. nel 2023 ad avere la gestione diretta dei locali. Quindi ci metto i soldi, ci metto la faccia, ci metto l'impegno, ci Il metto sonno che se ne andava. il sonno che se ne andava, ma questo veramente sono orgoglioso, perché oggi aprire una pizzeria, e ne arrivano tante di richieste, c'è un locale, che ne so, a Castel Volturno, O a New York, sì, no, ma te dico a Castel Volturno, cambiamo il nome Tizio, mettiamo Porzio, ti do una quota. No, non esiste, perché sarebbe anche poi uno sfruttamento del nome in negativo, no? Perché poi che tu lo lasci là, non sai chi l'ha che combina, e a me sta cosa assolutamente non mi piace. Quindi in tutte le pizzerie Enrico Porzio, al solito Porzio, c'è effettivamente Enrico Porzio, sia come faccia, ma sia anche come investimenti, perché molti non cacciano soldi, ma io sono uno di quelli che dico che se non ci metto i sacrifici anche economici, alla fine a me non botti, non c'è cacciato niente, no, è un po' una mentalità. E invece ti deve bruciare. A proposito di investimenti, sai qual è un buon investimento? Quale, Beo? NordVPN, ti spiego subito perché. Allora, 2 settimane fa, Sì. praticamente stavo a New York, vedi, tu prima citavi New York. Sì, questa sì. è un'ottima... Ecco, stavo a New York, senti sta storiella che è vera, questa è una storia vera. Sembra quasi un lancino tattico. Sembra quasi un lancio tattico, però è Invece vero. Pensa che stavo a New York 2 settimane fa, Sì. mi ero dimenticato che era il compleanno della mia ragazza. Sì. Ok, sono lì, voglio fare un acquisto online per farle questo regalo, però non posso. Non posso, certo. perché su un sito italiano non riesco a fare l'acquisto finale. Per fortuna che avevo NordVPN. Ma col link in descrizione. Quello è Sì. com'è? nordvpn.com/espresso-podcast. Esatto, quello lì. E praticamente se lo usi, hai pure 4 mesi extra. Sì. Oltre. Ah, sconti sull'abbonamento mensile. Bravissimo. E niente, praticamente sono riuscito a fare l'acquisto solo grazie a... Pensa te, Ma tu guarda, solo grazie a ma tu NordVPN. guarda. Sì, che se non mi sbaglio fa pure qualcos'altro in più, non lo so, dimmi tu. Sì, tipo leader nella sicurezza informatica, permette di trasmettere dati, password, dati sensibili, media in totale sicurezza. Bravissimo. Proprio quello lì, proprio Lo puoi quello. usare tipo in 60 paesi. 60 paesi, circa 5.800 server, una cosa del C'è genere. una cosa del genere, certo. Ok. Ottimo. Molto comodo, devo dire la verità. molto Quasi buono. quasi mi abbono anch'io. Esatto, no, noi siamo abbonati, Beo, siamo abbonati. È vero. Bravo. Questo episodio è sponsorizzato da NordVPN, NordVPN. quindi Enrico, ritornando alla pizza invece. Ecco, quello che ti volevo chiedere. All'imprenditoria. Ormai quindi 12 pizzerie,
più il franchising porzioni di pizza. Sì. Ma tu quotidianamente, tra tutte queste cose, l'impegno nel sociale, e i TikTok, e rispondi a Tizio, rispondi a Caio, il personale, la cura del personale e quant'altro, ma tu effettivamente le pizze le fai ancora nel quotidiano? Allora, devi sapere che quando giro nei locali, soprattutto la sera, perché la sera mi vado a fare i giri per i locali, arrivato a un certo punto, quando vedo che c'è il momento di boom, non riesco a stare fermo, dico Pasqua, scusami, fammi fare 10 minuti. Dico, scusa, fammi fare 10, ma come dico? No, perché è una dipendenza. Sì. È il momento di caos che mi fa scatenare il fatto che poi debba intervenire. E quindi poi gli altri, ma come dico, sto facendo? Ti hai spostato, già fai mo perché ovviamente l'esperienza è quella che poi ti fa uscire anche da determinate situazioni di caos, perché pensi di perderci la mano? Che cos'è? No, perché è più un fatto di self control, perché ragazzi, ovviamente io lavoro molto con i giovani, no? Sì. Ovviamente può mancare un po' di esperienza. Ok. Quindi l'intervento di un veterano, diciamo così, riesce comunque a tirarti fuori da una situazione critica, sì, critica sicuramente, che si accavallano. Esatto. Quindi oltre al fatto che poi nei momenti in cui magari c'è una situazione critica particolare devi anche trasmettere un self control, perché altrimenti se si va in panico è andata via la serata. Quindi calma, respirate, azzeriamo tutto, perché magari può capitare all'infornata, se brucia la pizza, una si buca, una è sbagliata, fermo, respirate, azzeriamo, ripartiamo. Quindi trasmettere anche e poi ti dico la verità, quando poi qualche pizzaiolo mi vede al suo fianco, ma magari perché noi lavoriamo sempre in 3, in 4, avendo 2 forni, no? Loro si sentono anche, addirittura io ci faccio lavapiatto. Cioè, sta cosa è uscita un po' di tempo fa, che lui, vedi, mi fa le foto ad inganno e le mette nel gruppo, guardate un must post che fine ha fatta. Io mi metto spesso sul lungomare, che è capitato qualche volta che ci manca un lavapiatti, mi metto a fianco a questo, ultime volte mi sono messo a fianco a un ragazzo, come si chiama, Lime, un ragazzo che è del Nord Africa, che era nervosissimo, perché ma io entro in cucina sul lungomare a pranzo, lo vedevo, che succede? No, quello è andato via, l'altro aiutante, l'altro collaboratore di cucina che stava in cucina era andato via perché non si sentiva bene. Ovviamente era nel boom dell'orario di pranzo, era fra le 13:30 e le 14 con precisione. Io avevo tra l'altro un appuntamento con un professore universitario americano, figurati, mi trovavo là per tutt'altra cosa. Calma, ti do io una mano. No, aspetta, lui mi chiama, no capo, tu no, dai, facciamo insieme, facciamo un quarto d'ora, 20 minuti, lui si è tranquillizzato, si è acceso lo stereo per sentire da muy ballare, perché non è tanto il fatto di avergli dato la mano, perché magari io ho lavato 20 piatti, per dire, però il fatto che lui abbia visto questa azione l'ha rassicurato, a un certo punto ha detto, capo, vai, faccio io, vai, non ti preoccupare, cioè. E quindi questa cosa è grande, perché poi in realtà non è l'aiuto fisico, come stai dicendo, ma è il fatto che tu eri là. Sì, il supporto come punto morale, di riferimento, sì, esatto, sì. grande. Che non è da tutti, nonostante siamo nel 2020. E poi lui, questa foto che venne messa che ha avuto un touch quando aveva, dopo 2 o 3 giorni, capo, devi dare soldi a me, perché tu diventi famoso. Io, ma com'è? No, tu quanto gente vuoi? Ma che, no, devi dare soldi. Io dico, gli hai 20 euro e ce l'hai. Vai, facciamo un'altra meta. Però io una cosa, allora, è una cosa di cui volevo parlare. Tutta questa, cioè adesso tu sembri una persona così genuina, così, cioè hai mani veramente dappertutto, perché devi gestire tutti questi punti, devi pensare comunque, e hai anche voglia di lavorare ancora fisicamente, fare le tue pizze, devi comunque gestire e tener conto del tuo personale, sei sempre presente. Ora, sono successe un paio di cose ultimamente sui social, perciò io mi interesso molto alla tua figura social, perché sembra che tolgano molto l'interesse da ciò che è importante e finisca proprio dirottandolo su nelle cazzate, sull'inciucio. Esatto, e sono successe 2 cose che hanno fatto scalpore e la gente è impazzita per queste 2 scemenze. Una che è quella che è successa con quell'influencer che è venuta nel tuo locale e credo di aver capito pretendeva di non pagare. Allora, precisiamo, io non ero presente in quella giornata,
Ma mi sono accorto di questa cosa perché all'orario di pranzo, subito nel tardo pomeriggio, mi sono visto su Instagram questo messaggio di questa ragazza che io, ti ripeto, ti giuro, ti garantisco, non conoscevo assolutamente. Ok. Vabbè, in sintesi il messaggio diceva: guarda, siamo stati bene, abbiamo mangiato bene, però ovviamente io devo cancellare le foto e le storie perché è il mio lavoro, speravo in una collaborazione, quindi ti devo cancellare tu. Ma chi è questo messaggio? Ma chi è questo? Ma che boh. Chiamo in pizzeria sul lungomare e dico: no Enrico, così è venuta questa diva. Abbiamo fatto una foto perché uno del personale, dei collaboratori l'aveva riconosciuta e quindi si è autofatta dei ragionamenti, dice, vabbè, mi hanno riconosciuto, faccio le storie e i video, poi tanto dopo non paghiamo, cioè, ma è una collaborazione come ITS, ma anche perché lei dice di aver fatto, ma un collaboratore, non gli chiama dipendente perché non chiama, ma può mai stabilire di poter fare una collaborazione economica? No, ma chi te l'ha chiesta? Chi te l'ha chiesta? Punto primo. Punto secondo, io non ti conoscevo, non ti ho chiamato, sei arrivata, hai mangiato, hai consumato, lasci che uno ti voleva fare pure un'attenzione, perché poi evidentemente, molto probabilmente, e gli è stata anche fatta un'attenzione, perché se ricordo lo scondino che lei fa vedere c'era lo stone e il prezzo reale di quello. Figurati. Però il fatto che lei mi abbia mandato un messaggio quasi come se tu l'avessi invitata a dire guarda, io sono venuto, però come da cancellare perché tu mi hai fatto pagare. Come se fosse dovuto. E poi ti ripeto, da persona per bene, quale mi ritengo, non avevo fatto nessun cenno a lei, quindi nessuno avrebbe mai immaginato chi fosse, anche sotto tortura dei giornalisti che mi hanno continuato a mandare messaggi, mi hanno chiamato chi è, io non ho mai fatto il nome. Lei, avendo visto loro poi, perché poi alla fine non neanche, non voglio neanche dare tu la colpa sulla loro, avendo visto tutto il clamore mediatico che stava avendo, ha detto, caspita, mo me ne prendo un po' di questa visibilità e dico che sono stato io. Però poi ovviamente si è preso, a Napoli si dice uno si piglia buono o malamente, ma a Napoli si è piaciuto solo malamente, perché poi, a me mi è dispiaciuto, perché poi giustamente... Io proprio questo ti volevo chiedere, ora che Enrico, nel bene o nel male, adesso ne fai parte, sì. Cioè fai parte di questo mondo anche social, e abbiamo visto che TikTok è molto marcio, abbiamo notato, TikTok Napoli, come mai? Soprattutto a Napoli. Io mi domando sempre più spesso come mai, specialmente a Napoli. Per forza TikTok Napoli è così marcio, che cosa ne pensi? Allora, io in questi giorni ho avuto una call, ti dico una cosa, ho avuto una call con un paese arabo, no? Che è il Qatar, sempre per motivi di lavoro, in cui questo personaggio molto legato agli sheikh mi diceva che in Qatar, quando c'è un commento, diciamo, offensivo o cattivo, ci sono 2 anni di galera. Questo lo sapevate? No. Io non lo sapevo neanche. Non lo sapevo. Allora, caspita, GT, a Napoli sistema tutto quanto carcerato. Tutti quasi, mamma mia. Sì, però stiamo andando un po' troppo oltre l'altro lato della medaglia. Ovviamente... Però pensa che qui No, vabbè, ovviamente è un po' esagerato e si andrebbe anche a perdere un po' il fascino, certo. Perché ovviamente poi giù... Però effettivamente certi messaggi di invidia, di cattiveria, secondo me sono totalmente gratuiti, quindi... A volte io non sono uno di quelli che difficilmente li blocca o io non rispondo mai, è difficile rispondere. Ho risposto in quel caso all'influencer, ma ho fatto 2 video e poi mi sono fermato. Loro hanno continuato per giorni, per settimane, ma non l'ho pensato più, perché poi io faccio tutt'altro nella mia vita, non mi piace fare trash, non mi piace fare come si chiama? Dissing. Quindi arrivato a un certo punto mi fermo, perché capisco che io non ci avrei niente da guadagnare, lo avrebbero gli altri, no? Quindi, però effettivamente Napoli è un po' come quella città in cui se ce la fai è perché sei stato aiutato, o perché ti una camorra rete, o perché chissà quale santo ti ha aiutato. Se non ce la fai, ma chi non è buono proprio, chi non serve, ecco. Allora questa è una mentalità che va un po' cambiata, perché effettivamente io credo che nella vita, se uno vuole riuscire a fare una cosa con volontà e sacrificio, la fa. Perché non guardate Enrico Porzio, perché Enrico Porzio è arrivato, tra virgolette, perché
io non mi sento ancora arrivato, dico la verità. Dopo 12 pizzerie tutto... Non mi sento ancora arrivato perché il mio progetto scade fra 3 anni quando compirò 50 anni, quindi vedremo fra 50 anni, fra 3 anni quello che avrò fatto. Se uno ha buona volontà, sacrificio e soprattutto pazienza, perché a Napoli, ecco, un'altra cosa che manca è la pazienza. I giovani di oggi subito si pensano che hanno palloncino, è fatto, no. Io sono 5 anni, 4-5 anni che sto raccogliendo un po' i frutti del mio lavoro, ma io lavoro che tenevo 13 anni, pur essendo avendo fatto scuola, facevo scuola lavoro, poi una volta diplomato ho scelto di fare quello che mi piaceva, per cui poi mi sono accorto che ho già studiato una cosa per farne un'altra, ma va bene per una cultura personale, va bene anche. Però, ecco, diciamo che arrivato a un certo punto bisogna avere veramente pazienza, perché i risultati si ottengono col tempo, no? A meno che non hai il famoso colpo di fortuna, ma oggigiorno pure il colpo di fortuna te lo devi saper prendere. Quindi i giovani di oggi, quello che manca ai giovani di oggi è avere la pazienza. Quindi durante le formazioni che faccio all'Accademia, la prima cosa dico, non guardate Enrico Pozzi, dovete avere pazienza, perché oggigiorno si vanno subito a fare pizza, subito vanno a radio locale, subito vanno a radio locale, subito si sentono... Non è così, ci vuole un po' di pazienza. Enrico, il problema è che il colpo di fortuna, qua a Napoli, molti lo chiamano TikTok. Madonna mia, che tristezza, vero? Capito, questa piattaforma... Che magari aiuta, cioè nel senso, magari poi il problema è che aiuta... arriva, il problema è che poi oltre a TikTok ci deve essere anche tutto il resto. Allora, perché aiuta persone che poi creano... Aiuta tutti. Ok. Tra i tutti... C'è una persona... C'è quello e quello. Esatto. No, c'è un'altra persona particolare. Però prima di arrivare a quella persona particolare, diciamo ecco qua. Io, il mio canale TikTok ha poco più di 2 anni, 2 anni e mezzo, no? Ma io prima di TikTok avevo già sempre 5-6 pizzerie, 4, 5, 6, ma non 5-6 pizzerie. E facevamo un buon lavoro su Facebook, perché prima, diciamo, abbiamo sempre lavorato un po' su Facebook. Ovviamente è inutile nasconderlo che i social, quindi oltre a Facebook e Instagram, anche TikTok hanno velocizzato questo processo di sviluppo che io avevo già in mente di fare, no? Perché sarei ipocrita a dire non è vero. Ma il processo di sviluppo era già stato prescritto, diciamo così, era già un'idea. Ovviamente magari non fare 12 locali, 12 pizzerie in 4-5 anni, ci sarebbe stato un percorso più veloce, ma era già in atto, ovviamente è stato tutto velocizzato, quindi è inutile nascondere. Poi ovviamente ci sta chi diventa popolare, diciamo così, non famoso, perché famoso è un'altra cosa, popolare su TikTok perché fa cose che magari non appartengono alla mia Napoli, ti dico proprio la verità. Io quando vedo alcuni personaggi a volte mi rattristo pure, perché poi ma com'è possibile? Napoli adesso definì, prima era la città della pizza, di Troisi, pizza e Camurra, no? Dicevano, mo invece pizza, Vesuvio e TikTok in negativo, quindi non mi rispecchio assolutamente in questo tipo di trash, di personaggi trash, perché bisognerebbe un po' lavorare, perché il problema non sono manco loro, il problema è chi li guarda e chi gli dà corda. No, ma guarda, magari uno ci sta pure, guarda perché mi faccio 2 risate, perché il problema è chi magari li chiama per fare degli eventi. Perché poi noi a Napoli siamo sempre lato TikTok, sempre alla ricerca di una nuova guerra da combattere. C'è stata quella delle parigine, quella delle spighe, mo quella delle box addirittura. Cioè, dove vorremmo arrivare? A me dispiace che una persona come te, con la testa sulle spalle, che a prescindere dai social già era una persona, un napoletano vincente, sì, con hai detto tu 5-6 punti ristoro già aperti, il tuo lo facevi, hai sempre lavorato. Lasciamo stare che i social ti hanno dato quel qualcosa in più, magari forse come visibilità, e adesso puoi fare del bene e farlo, diciamo, mostrarlo facendoti aiutare anche dal pubblico magari, quindi ampliare questo bene, mettiamola in questo modo. Mi sembra assurdo e ridicolo che tu adesso debba fare non la guerra nemmeno, perché chi le pensa a queste persone, certo, infatti. Però debba uscire in articoli e debba uscire in discussioni, come purtroppo è me pure in questo momento, però se ne parla, con personaggi che non sanno parlare italiano, ignoranti e che magari...
Io, vabbè, so dove ovviamente stiamo arrivando, però io sono un tipo molto istintivo. Certo. Ovviamente la gente, il giornale che va Truannaca si sofferma al titolo Chiaro. che mette in evidente, cioè dice ma come, chissà che mi sa fare? No, allora il titolo è sempre ingannevole, no? Perché ovviamente se poi uno va all'interno legge quello che è successo. Però io, essendo un tipo molto istintivo, quando ho visto il video di una signora commossa che aveva richiesto una box per la sorella che era una malata terminale, si è vista avere una richiesta di una cifra che lo potevi spendere per medicinale, certo. No, allora là mi sono sentito, com'è possibile questa cosa? Ed è stato, io non ho mai citato nessuno, infatti nel mio video ho detto pure, ovviamente queste box hanno un costo, però spesso diventano insostenibili per alcune fasce di persone, ok? Quindi, se volete sappare un sorriso, chiamate a me, facciamo l'utile dilettivo, perché con 30 euro venga a casa vostra, faccio la pizza, voi vi divertite e io li dono anche ad Angeli di Strada di Lanova che andiamo incontro all'inverno e sappiamo qual è il problema. Quindi il mio intento era semplicemente questo, e come infatti non ho mai risposto con un video ulteriore a quello che voleva, si è fatto, non c'è, si è fatto un sacco di video. Ma è normale perché tu hai altro. Tu hai la tua vita a prescindere dal social. Queste persone, se non alimentano il loro pubblico grazie a questo, grazie alle probabilmente non saprebbero di che parlare sui loro social. Non sanno già parlare. Vabbè, figurati senza questo. Cioè è sempre il pretesto fare il teatrino per poter avere sempre quel contenuto in più da caricare. No, ma quello che dispiace è che poi il pubblico dei social ovviamente si schiera con il sociale, no? Perché giustamente Enrichist va a casa, fa la pizza, fa accontenta e fa pure beneficenza, quindi è schierato palesemente da un certo lato, no? Il pubblico che invece legge i giornali, quelli web, perché ripeto, solo per chi legge il titolo ti mette al pari delle altre persone, cosa che veramente a me mi ha dato un fastidio enorme, perché ripeto, ma ognuno è libero di fare quello che vuole, però a me non mi rappresenta nessuno e non mi rappresenterà mai. No, questo sto per dire, non ti rappresenterà mai a prescindere, perché tu quello che fai si vede sei proprio cosa. Sì. Un'altra Napoli, ecco, esatto. Forse questo. Allora, Enrico, la tua pizza è buonissima, il nostro caffè è terribile. Caffè è un po' meno, adesso lo facciamo assaggiare. Vabbè. Puoi pure fare finta, non ti preoccupare. Si può far finta di bere, parecchi hanno fatto finta di bere. Sì, sai che l'acqua di Napoli comunque è un buon caffè. Vabbè, io non parlo, meglio che non parlo. È come la pizza con l'acqua di Napoli è sempre una. Ma tu la sai la leggenda del caffè napoletano? No, dimmi, ma mi voglio impreparare. No, ok, io nemmeno la so, cioè era per dire, non la sappiamo nemmeno noi, la stiamo cercando. La stiamo cercando pure noi. Impazzito stasera. No, vabbè, tornando serio, Enrico. Tu prima dicevi una cosa. Il tuo obiettivo è 50 anni, cioè tra 3 anni. Sì. Hai qualcosa nello specifico che vuoi raggiungere? Esatto, cioè tipo un sogno nel cassetto. Allora, se si può dire chiaramente. No, il sogno del cassetto potrebbe anche essere, faccio un esempio, la prosecuzione del mio lavoro che la fanno i miei figli. Purtroppo al momento rimane un sogno perché loro non vogliono intraprendere ancora questo lavoro e quindi resta un sogno. Ma il progetto che vorrei realizzare sarebbe quello di creare una pizzeria dove ogni giorno possono essere ospitati i senza fissa dimora. Quindi a spese, vediamo, non dico a spese mie, però a spese magari di un gruppo di persone, riuscire a fare un pranzo e una cena, quindi 2 ore a pranzo, 2 ore a cena e sfamare anche 4, 5, 600 persone al giorno. Questo sarebbe un po' il mio sogno nel cassetto, quindi continuare a fare il mio lavoro, però a servizio di chi non ha la possibilità di poter consumare un pasto. Quasi come se fosse una pizza sospesa, no? Bravo, una pizza
Tante Anche pizzeria pizzeria sospesa. pizzeria sospesa. La pizzeria sospesa. Grande. Allora, io prima che tu ti appropinqui al caffè, sappi che ha lo stesso effetto di un pugno nei denti. Caspita. Quindi stasera in particolar modo. No, sì. Però mettiamolo così, è come un... Dopo ci vuole solo una tua pizza, Enrico. È rapida, è rapido in Posso dolore. dire una cosa? Sì. Pure un caffè sa da Lo so, c'è ragione. Mamma mia santissima. Ma impareremo, te lo prometto. Vabbè. Quando impariamo sarai di nuovo ospite qui per Tu al prendere momento uno buono. quanti punti hai? Allora, Considerando anche il franchising. entro fino a anni sono 12 pizzerie e poi ci sono 10 punti di pizza a taglio, di cui 3 sono diretti e 7 sono in franchise, quindi siamo sui 22 attività, sono Madonna. circa 600 persone che lavorano con noi, non per noi, e quindi vedi, raggiungere anche il traguardo delle 1000 persone che lavorano con noi sarebbe anche un altro bel sogno nel cassetto. Mamma In mia. realtà, sai, a posteriori il fatto che Enrico sia venuto qui mi fa pensare, cioè per me è un orgoglio perché penso che una persona con queste responsabilità c'ha tanto tempo. Una delle persone più impegnate probabilmente esatto. d'Italia. Cioè, No, io devo ringraziare il personale, i collaboratori, perché se io riesco a muovermi significa che all'interno dei miei locali ho comunque dei collaboratori validi, no? C'è un lavoro di formazione dietro a questi ragazzi, perché ovviamente non è che vai, mettiti all'opera, però c'è un bel lavoro di gruppo, una serie di persone che non lavorano fisicamente all'interno dei locali ma che lavorano d'ufficio, un'accademia che li forma, quindi c'è comunque un lavoro di squadra che poi mi consente di avere quasi la stessa pizza, dico quasi perché se è sempre un prodotto artigianale, a differenza del franchising, che là abbiamo un laboratorio che poi distribuisce tutto e quindi là standardizziamo il tutto. Le pizzerie, essendo un prodotto che si fa al momento, quindi chi la può tirare un po' di più, chi la può tirare un po' di meno, chi la cuoce alla temperatura un po' più forte, quindi diciamo che in linea di massima il prodotto è quello, però ci sarà sempre una minima differenza fra una sede e l'altra, però vi posso garantire che tutti i ragazzi che lavorano insieme a noi sono ragazzi che ci mettono veramente la passione. Tu hai iniziato questo leporo in un'accademia o... No, io ho avuto la fortuna di avere, ho ancora uno zio che è un pizzaiolo storico di Napoli, no? Che appartiene alla famiglia dei Pellone e quindi è ancora in vita. Io non mi stancherò mai di ringraziarlo perché quando ho iniziato con lui a 13 anni, tra l'altro mio padre pure lavorava con lui, ma era il suo secondo lavoro. Quando ho iniziato con lui io poi non capivo perché mio zio, io ero quello che veniva trattato sempre male rispetto agli altri. Dice, ma a Napoli si dice ne cazziato, no? E io essendo piccolo non riuscivo a capire. Poi ovviamente crescendo un giorno capitò da 15 anni, 16 anni, forse sì, sui 16 anni, lui litigò col suo fornaio e di sabato dice Ucchiattù, perché io quando ero piccolo ero cinciotteno, mi chiamavo Ucchiattù, mettiti vicino al forno. Io metto vicino al forno, dice di sabato a sera, ma fai 500-600 pizze, io mi metto vicino al forno, tu si pa, metti vicino al forno e state sì, sempre quello. A fine serata, io mettevo vicino al forno, caspita, però ci sto riuscendo. Alla fine serata, poi capite perché te lo trattava malamente. Quindi lui mi diceva che era un trattamento, il fatto che mi trattava male era meglio rispetto a chi non veniva considerato, perché io Eri un privilegiato. esatto, perché lui puntava su di me, credeva su di me e quindi mi trattava in quel modo per farmi capire che determinate cose andavano fatte come diceva lui. Quindi io la vecchia scuola. La vecchia scuola scheggiadenti. oggigiorno fa una cosa del genere, ho capito, sai, quindi queste cose così. Però Per cui oggi c'è l'accademia. no, c'è l'accademia, ma da parte l'accademia, oggi a differenza dei miei tempi le cose sono cambiate. Inutile nascondere. Prima si sapeva quando si entrava in una pizzeria, non si sapeva quando si usciva. Turni disumani, orari disumani, quindi oggi invece nelle mie strutture principalmente tanti non riescono a trovare personale. Io dico ma perché sono trovare personale? Io questo problema non ce l'ho. Fanno turni umani, molto umani,
orari molto umani, addirittura il sabato di festa, la domenica di festa. Cosa che prima per te Era impensabile, insognabile. Impensabile, quindi ecco perché comunque c'è sempre è cambiato, sicuramente non era buono quello che si faceva prima, perché però io se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto, perché poi mi ha dato la possibilità di capire tante cose. Oggigiorno un giovane non lo farebbe mai. Quindi... Però è così che sono nate le leggende esatto, della pizza come te e assolutamente sì. molti altri, perché tra l'altro quello che sto pensando, allora partiamo dal presupposto, credo, mio parere personale, io ho mangiato tante diverse pizze, ok, qui a Napoli. Io parto dal presupposto che la pizza ormai, secondo me, la fanno buona tutti, qua a Napoli specialmente. Sì, bene o male. preferirne un'altra. Bene o male tutti. Bene o male, sì. Secondo te, Sì. qual è, di chi è la pizza migliore di Napoli? La tua non lo puoi dire, No, No, se tu dici la tua... No, io... Allora, vedi che quando uno ha più di un punto vendita, ovviamente mantenere un certo standard diventa... la difficoltà sta proprio quello, perché uno che ha una pizzeria, una sola pizzeria, e la gestisce male, o fa pizza una chiave, che scusami il termine, significa che pure lui è una chiave, perché magari tu cambi con quella, ti devi dedicare, no? Una pizza deve uscire come Dio comanda. Uno che ne ha tante, ovviamente il grado di difficoltà è molto, ma molto difficile, e fare numeri importanti in ogni sede che abbia significa che comunque c'è un riscontro, anche se la percentuale di scontenti aumenta, perché ti ripeto, avendo più sedi c'è più scontenti. Però se io a Napoli dovessi farti un nome di un pizzaiolo che stimo tanto, sia da un punto di vista professionale che proprio come persona, e io dico sempre, non lo nascondo, lo dico a tutti, io apprezzo molto Ciro Salvo, quindi che è 50 calò, Sì. Che tra l'altro se non sbaglio ha la mia stessa età, quindi però la sua pizza a me piace in modo particolare. Prima che mi dici, ma che domanda cattiva che fai, non per arruffianare nessuno, non per fare il paraculo, manca a farlo apposta, le mie pizze della domenica sono o quella di Enrico o quella di Ciro. Ma tu guarda il caso, te lo giuro. una cosa, non ci si crede. Sto scherzando. No. Però ad oggi una cosa che ho notato è che si cerca sempre forse perché uno va trovando la novità, l'essere umano va sempre trovando la novità. Da ignorante dico, la pizza quell'è, cioè gli ingredienti quelli sono, quindi adesso si sta cercando il lievito fatto in un certo modo, il pomodoro deve essere quello raccolto a mano, schiacciato coi piedi, fatto da lì, le patate quelle raccolte sulla cima dell'Everest, perché le fanno lì, crescono lì proprio. Lì, cioè vanno trovando sempre, sai, i prodotti, le cose speciali, particolari. La moda del gourmet. Esatto, la moda gourmet. Allora, ovviamente potrebbe essere un modo per differenziarsi dagli altri, no? Però ne parlavamo, diciamo, poco prima, che la pizza negli ultimi anni è cambiata soprattutto la sua qualità, quindi la ricerca di prodotti artigianali, magari che non trovi nella grossa distribuzione, ma questo ormai lo fanno un po' tutti. Il tipo di impasto che rispetto a un po' di anni fa è sicuramente più idratato, quindi c'è più acqua, è più tenero, quindi una pizza che va cotta appunto lenta, docile e mai aggressiva, da qui è nato poi questo fatto. Quello che magari poi si tende a stravolgere, perché secondo me va rispettata, ma può anche essere modificata tranquillamente, ma nei limiti, il concetto della pizza, della famosa pizza a canotto, gommone, contemporanea, non si può mai chiamare in tante maniere, è un tipo di pizza che io rispetto. Ma quello che non rispetto invece è l'esasperazione di quel concetto di pizza. Cioè va bene un cornicione pronunciato, però, ma non esagerato. Cioè a volte vedo dei prodotti all'interno dei piatti, cioè su solo cornicione, una pizza così piccola, e quel tipo di pizza per me non è più pizza, ma è pane con marola, è pane che salsiccia, è pane che... Tra l'altro anche dopo un po' di tempo diventa stopposa, gommosa, difficoltà a masticare, perché è un tipo di pizza che difficilmente si riesce a cuocere a una temperatura di 380-390. È un tipo di pizza che dovresti cuocere a temperatura molto ma molto più lenta, ma se la cuoci a temperatura più lenta significa quante pizze riesci a fare in una serata. La napoletana è una pizza vincente ed è anche ancora il futuro della pizza, perché da quando la faccio a quando la cuoci passano 5 minuti, 6 minuti, a meno che non ti metto tempo a fotografare, perché là
Però gli altri tipi di pizza hanno una stesura un po' più delicata, una cottura un po' più lenta, una guarnizione a fine cottura che prevede, quindi non le condanno l'esasperazione di un concetto di pizza e ti dico che il futuro della pizza è ancora napoletano. La mia pizza è una napoletana moderna, diciamo così, perché ho un po', parto dalla tradizione, essendo poi nipote, avendo lavorato con un pizzaiolo storico di là, però sicuramente l'ho rivisitata, l'ho modificata nei concetti anche degli impasti, della cottura che è un po' più lenta, come dicevo prima, però il mio cornicione è un cornicione, ecco, diciamo, accennato, non esagerato. C'è la pizza col cornicione a rode carrette, c'è la pizza col cornicione accennato, c'è la pizza col cornicione pronunciato, c'è la pizza col cornicione esagerato. Quello che io ti dico la verità, quando vedo foto, cose, lo stomaco che poi sempre perché diventa moda, io mi chiedo, andrà poi in futuro, è mai possibile che la classica pizza napoletana, poi seguendo sempre queste mode, andrà un po' a perdersi o comunque resterà sempre la classica? Guarda, perdersi no, sicuramente c'è un disciplinare anche poi della pizza, no? Che però gli stessi fondatori del disciplinare col tempo stanno facendo degli accorgimenti e questi accorgimenti verranno sempre fatti man mano, perché ovviamente è come un po' come io faccio sempre dell'automobile, la Fiat 500 di 30 anni fa è una cosa, Fiat 500 di mo' è un'altra cosa, quindi anche la pizza, ecco. Vabbè, va di pari passo. Sì, va sicuramente un disciplinare. La pizza napoletana sicuramente ha avuto delle modifiche perché i pizzaioli, sai che prima il pizzaiolo, soprattutto il figlio più scapestrato di una famiglia, veniva proprio minacciato. Io ti mando a fu pizzaiolo perché il sabato devi lavorare, il fine settimana devi lavorare, il sabato devi lavorare, e quindi gli dava no. Era come il militare praticamente. Ovviamente poi con gli anni questa figura è totalmente cambiata, tanto che esistono accademie, esistono formazioni, esistono scuole, e per di più oggi la figura del pizzaiolo è una figura molto più colta rispetto perché ha studiato, ha capito da alcuni meccanismi, alcuni processi che si hanno quando si impasta, alcune tecniche, quindi veramente oggi la figura del pizzaiolo è quasi, non voglio esagerare, quasi quella vista come uno chef stellato, no? Almeno quelli. Certo, no, quelli anche più di senza no. quasi. Cioè... io non voglio esagerare perché poi magari anche qui nella cucina. Tra l'altro mi permetto di fare un po'. Di fare io polemica. Anche i prezzi alle volte delle pizzerie sono da chef stellato. Sì, ecco, ritorniamo sempre al discorso della pizza napoletana, che ovviamente esiste la pizza VIP e la pizza pop. Io sono sicuramente per la pizza pop. La pizza VIP è quello sfizio che tu ti fai passare una volta un mese, oppure io per esempio sono uno di quelli che è andato da Cracco, infatti succede un casino a suo tempo. Però è uno sfizio che sicuramente non è una pizza che vale 25 euro, 30 euro, non mi ricordo come, però è uno sfizio, un'esperienza che tu nella tua vita devi fare. Ma effettivamente è buona una pizza così? Allora, guarda, il problema è che molti, soprattutto i napoletani, quando dicono pizza o diciamo pizza, pensano subito alla pizza napoletana. No, il termine pizza non è nostro, purtroppo, non è un nostro. Pizza napoletana è nostro, ma il termine pizza prevede una serie di sfaccettature, cioè diversi tipi di pizza. Esiste quella romana, esiste quella barese, esiste quella milanese, esiste la napoletana, esiste l'americana, quindi dobbiamo renderci conto e accettare che la pizza ha diverse sfaccettature. Quindi, detto questo, quella di Cracco è una pizza diversa, un po' più cranciosa, fatta sicuramente in collaborazione con qualche lievitista, perché sono basi precotte che vengono, sto dicendo, non è una pizza precotta, è una base precotta che viene condita al momento, reinserita in forno e poi servita. Quindi non lo sapevo. Detto questo, è comunque una pizza che a me diciamo, quello che è stato esaltante sono stati i sapori. Ok, quindi di gusto è buono. Perché poi vedi la genialità di uno chef, mentre noi qui a Napoli, soprattutto in Campania, quando facciamo il menù, come dicevi tu prima, olio extravergine d'oliva delle colline salernitane, pomodoro San Marzano della campagna di mia nonna, fior di latte di Agerola della mucca Agerola. Quindi alla fine se uno legge tu gli stessi prodotti, invece la genialità di quell'uomo sa che nel suo menù pizza margherita di Cracco, fine. e io cercavo di capire,
l'olio che olio era, il pomodoro che pomodoro era, la burrata, la stracciata, cioè, però giustamente io Camerino, il maestro, cioè, quindi anche qui vedi la differenza fra un genio e la massa. Vabbè, più che altro perché lui c'ha il nome, cioè nel senso se si chiama pizza di Cracco sai che l'ha fatta lui, quindi deve essere per forza buona. Però proprio gli ingredienti sopra erano ingredienti proprio io mo parlo e c'ho ancora... te la ricordi? Sì, Ah, me wow, la ricordo, ok. però Allora ne valeva la pena. se volessi capire che lui gli ero la pigliata, io non lo sai, che lui non faceva nessun cenno. Anche se guarda, è stata criticatissima quella pizza lì. Vabbè, ovviamente per il costo e perché sempre perché uno pensa alla pizza quando dice pizza Perché tocchi il simbolo, Esatto. è quello. Tocchi Sì. come Vabbè, noi poi ce l'abbiamo sul personale, cioè No, i napoletani, se tu non mi sì, pizza, sì, che sì, di quella di Cracco, come- inevitabilmente anche il più aperto di mente la guarda e pensa, Tipo, quando io ho detto che a me la pizza americana piace tantissimo e tu mi hai io ho guardato storto male. un po' il naso, ma perché? Non perché io sono il paladino della pizza napoletana, perché comunque inevitabilmente ho quell'immaginario lì. purtroppo noi napoletani ce la suoniamo e ce la cantiamo. Sì. Ok. Oppure lo stesso fatto del caffè, no? L'acqua o il caffè, oppure la pizza. Noi, per anni diciamo, abbiamo detto e continuiamo a dire Ecco. che la pizza senza l'acqua di Napoli non si può fare. Voglio mettete il non si può fare. Non si può fare. Bellissimo. Come pensi che andrà questo tuo percorso adesso avanti? Cioè, abbiamo capito che il tuo desiderio, il tuo sogno è proprio questo, che è bellissimo. Sì, è un bellissimo messaggio. Ma se tu dovessi lanciare invece un messaggio alle future generazioni di pizzaioli, Allora, dicevo pure prima, la pazienza. ok, Perché io ho anche dei ragazzi che lavorano con me che hanno tentato di fare un'avventura propria e poi magari si sono trovati nel rimetterci capitali, forze, stress, anche il cervello, perché quando tu apri un'attività e magari poi la cosa non ti va bene, ci rimane anche un po' deluso, insomma, quindi io dico che avere pazienza, aspettare il momento, perché ovviamente tutti aspirano ad aprirsi una propria attività, ma ci sono i momenti in cui farlo e dei momenti in cui magari devi ancora aspettare, quindi saper cogliere l'attimo, e qui dicevo la pazienza, di capire quando dover fare un determinato passo, se si è portati per fare per quel passo, perché ci sono anche ragazzi, persone che dicono no, io non sono portato per essere il proprietario, cioè fatica e basta. E io apprezzo in modo particolare anche quei ragazzi, perché magari tu che stai dall'altro lato non dirai mai vicino a uno di quelli, ma lo vuoi tu non è cosa tua a fumo must, gli fa un dipendente. Io sta cosa non la dirò mai. Bisogna, ecco, diciamo, formare i ragazzi anche nel capire quante responsabilità ci stanno dietro ad una pizzeria. Immaginiamo a decine di pizzerie, quindi a Napoli si dice sempre o pesce feta la capa, no? Nel senso che se tu insegni bene a una persona, se semini bene raccogli bene, se semini male raccogli male. Chiaro? bellissimo. Ho capito che ci stiamo avviando verso la chiusura, però io ho uno sspizio personalissimo. Sì, no, io stavo un attimo riflettendo perché Ok, io ho uno sfizio personale Sì. invece. Qual è la tua pizza preferita? Io amo una combo. Ok. Amo perché mi dà quell'effetto croccante e morbido. Ok. Che non è una pizza in teglia, non è neanche una precotta, ma è la montanara che viene fatta. Molto quando dice una pizza in doppia cottura. Se sempre prima fritta e poi al forno, doppia cottura. Allora quel tipo di pizza è una pizza che a me fa impazzire particolarmente, anche perché è fritta, poi la condiamo col pomodoro e la mozzarella, la mettiamo in forno, quindi si asciuga anche magari quel filo d'olio che sta in eccesso, diventa croccante all'esterno, morbido all'interno e ti fa anche assaporare di più gli ingredienti che hai messo sopra, perché questa è una cosa che voglio consigliare anche a molti colleghi. Molti colleghi pensano che ricercare degli ingredienti di pregio, Mamma mia. mamma mia, ricercare degli ingredienti di pregio, magari anche esclusivi, e metterli su una pizza in un forno a 400 gradi, poi possa portarti a dei gusti esaltanti e dei gusti indimenticabili. Non è così, perché spesso e volentieri molti prodotti che vengono messi all'interno di 400 gradi, pure se sono di nicchia, poi a quelle temperature ti danno dei sapori che non ricorderai, diciamo, come il fatto di Cracovia. Invece usare dei prodotti magari più a crudo che a cotto di nicchia
e con là ti lascia il sapore che ti fa, comunque te lo fa ricordare. La Montanara è una di quelle pizze che tu metti il pomodoro e la mozzarella, poiché la pizza è già metà cotta, non rimane in forno 90 secondi, 1 minuto e 40, 1 minuto e 50, ma rimane molto di meno. Quindi quando la vai a mangiare con una bella spolverata di parmigiano sopra o di pecorino, alla fine te la mangi, assapori veramente il gusto del pomodoro, della mozzarella, del formaggio, dell'olio a crudo. Perché È una poesia. no, veramente è una poesia. Perché... Quindi Enrico Porzio, se la mangia ancora la pizza... A giusto No, allora, io faccio da un po' di tempo poi faccio un'alimentazione un po' particolare, perché ho perso più di 14-15 kg, 16 kg dalla pandemia in poi e ecco, lanciamo un altro. Io sono uno di quelli che si fa portatore di messaggi di appelli. No, la pizza pure se stai a dieta si può mangiare. Allora, io ti dico, ovviamente bisogna abbinarci una buona e sana attività fisica, perché se tu mangi la pizza te uno e poi tu stare a reto computer diventi quando è Buddha, no? Se invece pure 2-3 volte a settimana fai una bella, io vado in palestra, però un'attività fisica ovviamente indicata dagli addetti al lavoro, ti garantisco che puoi mangiare anche la pizza 3 volte a settimana. Noi ce l'andiamo a fare. Magari. Mamma mia. Enrico, grazie mille per aver raccontato la tua storia, la bella Napoli per aver preso un caffè in nostra compagnia, per aver passato un po' di tempo con noi. Sempre a disposizione. Grazie di tutto. Wow, grazie.